l'allegria è un'invenzione, hanno il brevetto nazionale, però la cosa più importante è sempre il gioco del pallone. Si chiama amici a Dael, con noi viene il sindic perché si è inaugurata una mostra dedicata a Enzo Bearzot, che è Dael, ma in particolare di Ioannis, una frazione insomma dal comune. Ecco, per sé sono state fatte queste mostre. Beh, diciamo che ricordo in 5 anni di scomparsa di Enzo Bearzot, che ovviamente pensi si può considerare il cittadino più illustre del nostro paese. E insomma avevo giusto di poter riguardarlo e vengono organizzati in 2 settimane sostanzialmente, tra cui queste mostre che va a ripercorrere un po' tutte le sue esperienze sportive fin di giocatore e alla fine, come sappiamo bene, con col famoso titolo di Spagna 82 dei mondiali. Ecco, i 5 anni di Moar insomma aveva un giusto momento per ricordarlo, anche perché altre manifestazioni, anche se chi è stato il solo di nascita, non l'ho mai riguardato in quel di Dael. Ecco, la scelta noi a casa su un campo da che dice che l'ha cominciato anche a tirare i primi stias con i trettas, anche se non ricordi male l'era sul campo vecchio, no? L'era sul campo vecchio, non è che il chiese di tanti anni ovviamente, però sicuramente quando si fa velle di sport bisogna calarsi in realtà dove che effettivamente a sport si fa. Quindi viene reputato di fare queste mostre in queste sede, anche perché chi viene a fare un torneo giovanile a lui dedicato, in modo tale che può avere giuste risonanze. Anche che il 19 che le martes delle prossime settimane torni svote miege in sale civiche sarà una manifestazione con illustri sportivi e non qualche nome che mi viene così venire io Pizzul, Giacomini e qualche altri proprio per coronare insieme anche a che ha vissuto l'esperienza di Spagna insieme a Enzo per coronare appunto questo riguardo dal vecchio. Ecco, come invece noi domani al sindaco qualche lei so riguardi Enzo Bearzot? Io se di sincero non sono un aiellese puro, quindi non ho avuto le fortune di conoscerlo. Il mio riguardo, come pensi tanti della mia generazione, è legato al percorso incredibile che è stato fatto di quando era allenatore da nazionale, proprio per i risultati che sono stati ottenuti. Ovviamente per noi Furlans che due personaggi splendidi in che volte, che erano un Alè, Zoff e l'altro era Bearzot, e io penso che vedi in plan di orgoglio il cuore di Duci Furlans. Per il paese cosa significa anche Mocca che si chiacchiera di Bearzot? Ma io dico che se devi essere sincero, Bearzot aveva una personalità, un lavoro schive, lui nella via di giovane, quindi non aveva un rapporto così stretto con il paese. Però sai che ogni tanto tornava qui di Dael, l'aveva accettato qualche vecchio a me, della sua classe, della sua generazione. Io non ho altri riguardi comunque che possono essere legati personalmente direttamente a lui. Però insomma è un orgoglio di partire in avanti. Ma io penso che sia di orgoglio di qualsiasi Furlan, al di là di essere di Dael, il sindaco di Dael, di partire in avanti un riguardo di un personaggio che tanto ha dato al sport italiano e di riflesso anche come non a quel che è il nostro territorio, le nostre comunità di Dael. D'accordo, avete che foto scarsa ti viene al chiaro? Venciava tutti riguardi che mi pare, soprattutto al Vevia con Enzo. Io di Enzo mi visi, l'ho veduto alcune volte, si nasce come pare, c'è talo a Lignano, anche l'ho veduto Cao, anche l'ho veduto qualche volta a Delta, cimiteri, da tomba di suo pari. E devi dire che è una persona, un gran scletta, un gran, diciamo, semplice, lei ha del Furlan, con lui si cercava solo per Furlan, e l'aveva anche per Ducci che in che volta aveva in tanta federazione che lui non amava i vertici di il presidente. Che l'area onda è ultimi class, no? Nel senso che l'area è puro, come si dice. Sicuramente, lei è nasciuto sul Ciam fra l'altro come chi, quindi ad El, un Ciam di provincia, lei è sempre stata
le altre giocatore, infatti la sua forza era che aveva creato con i giocatori un gran gruppo che dopo andava vinto al di là da capacità tecniche sia dai giocatori sia dall'allenatore, quindi il gruppo era prima di tutto e questa è una roba che anche a me pare di diceva sempre. È una frase fatta e ripetuta trite e ritrite, ma se significato l'hai lasciato per il ballon di voi Enzo Berzot? Ma io direi crodi tal ballon, in particolare tal gioco del ballon, al di là di crodi che si di interesse che invece a cuviarsi in tutte, le altre alla sottiara e quindi anche il fatto di far giocare da tottiara, crodi che il di due con 12 stranieri eccetera, crodi che non fosse stato tan contenti insomma ecco. Insomma, bisogna tornare alle origini come si dice. Se si può. E soprattutto la gramma è medievale. Anche che se si può. Assessore, ti vedi impegnata, che ha queste belle fotografie storiche, no? Veramente che notizie ricche, comunque vivevi nel ballone che volte, no? Si trova qui i tretas, perché è la zona dei tretas, e così che il ballon dur che ti arrivava a tagliare. Tra le così cuspali, no? Così cuspali, beh, era un ballon di altri tempi, insomma, era un ballon che in FS aveva tante passioni, tante gole anche di emergere un po' di miserie che ha, una gole di divertirsi che veniva di dentro, no? Come i Frus, troppe gole hanno di divertirsi, giuante un chiam, giuante un tunnel strade, l'anta ci ride amici, no? Per giocare, per divertirsi. Questo quindi domandarsi anche, perché insomma che foto sono foto che non ripartono a un tempo in cui veramente il ballone era al sport di tutti, ma al sport dei pur, che commentava poco per giocare. Per giocare bastava una bare, bastava una strada, bastava un portone e lì bastava poco. Quindi Fino ai miei tempi si può dire. Anche io ho giocato tante strade, con i portoni, con gli amici e qualche volta anche di scolci, insomma, no? Però insomma era un bel ballone, dai. Dopo si assaporava il pantan, come Dio comanda. Sì. Dopo in parte ci si spellava bene. Dopo si le sentivi dai genitori, che i genitori della sotto sportiamo tutti per un sport, no? Quindi anche che era un po', no? Il mood di guadagnarsi. A 5 anni di distanza, il ricordo che l'ha lasciato Enzo Berzot non come sportivo ma come persona. Ma io ho malvisi come una persona con una grandissima dignità, che quando si presentava alle stampe, che poche volte che l'ho veduto presentarsi alle stampe, non ha mai avuto un atteggiamento di supponenze, di altezzose, che lui aveva vinto, era importante, ma una persona che di fronte anche dei microfoni, al ponderava le parole, al faceva ragionamenti che erano comunque di un certo livello. Anche io dico che tenevi in conto della realtà in cui lui viveva, no? Non è che lui si sentisse vivere in una realtà estranea dal contesto, no? Lui viveva tal ballon, quindi viveva tal suo mondo, no, lui viveva e favelava come un che faceva parte della società, col suo sport, col suo ballon, però che dava un contributo, sempre, ecco, io malvigi così. A volte però si abusa il termine, di gente la sua personalità, ma soprattutto la sua furlanità. La sua furlanità si è veduta secondo me in quei momenti all'inizio del mondiale in Spagna, io malvisi, anche lui alla dite, vabbè, se i giornalisti hanno voglia di Molino si offrono di manco di loro. La sai con i miei giocatori, talmente silenzio che io con loro, no, sai come comportarmi, quindi, no, e anche queste ponderatezze proprio, no, queste centellinale per aulis, no, ho bisogno di stare con le calme fra di noi per ricreare il clima. Come si diceva prima, insomma, si veniva fuori di un periodo, un lavoro brutto per il ballone, no? Il periodo del calcio scommesse, no? In cui infatti insomma, il mondo del ballone era stato devastato, no? Di un'indagine che aveva colpito tantissime squadre e tanti giocatori, qualcuno anche dei nazionali, Rossi in particolare. Insomma. Si era svegliato proprio. E dopo si è svegliato, proprio dopo le prime fasi, no? Dai quarti di finale in poi, abbiamo fuori al Gran Rossi che l'ha segnato, quindi al Brasile, quindi no? Allora, per concludere con lui l'intervento, potete dire che questi mostri servono per tornare a fare un po' di cultura, nel senso tornare a fare sport come una volta, dismente anche che è l'aspetto ludico, ma soprattutto il vero sport, cioè tornare a seminare l'orta come Dio comanda. Ma assolutamente sì, lui ha detto una grandissima roba, lo sport è una questione di cultura, le culture sportive è una cultura di più alti in assoluto, tanto vi dico come Callever che anche noi e più culture sportive succede in che robe che succedono, quindi doping, quindi scommessi, quindi no, di tutto e di più, furché
che è una cultura vera e propria, cioè a sport intendut come gole di misurarsi, gole di dare il miglior di se stesso. Questa è la dissena, insomma, no? Allora, mi hanno detto che la vera anima e corpo, nel senso l'organizzatrice al 100% è lei. Sì, sono io, però l'input mi è stato dato da Livio Nonis, che fa parte del CONI qui in zona, è il nostro referente, diciamo. Sul momento io gli ho detto anche sei matto, perché ho detto da dove comincio, perché le foto su Bearzot le si trova in internet, le può trovare chiunque. Invece poi abbiamo cominciato a lavorare e abbiamo cominciato a diffondere la notizia che volevamo fare questa mostra. Sono venuti vicino delle persone a offrirci le foto che avevano a casa, ma con un affetto verso Bearzot che molte volte sono rimasta anche commossa, veramente. Cioè era una parte veramente di loro che tiravano fuori e quindi è stata semplice. Come vede anche adesso c'è qualcuno che ha ancora ulteriori foto di Enzo Bearzot che vorrebbe metterle in mostra. E soprattutto nessuno dimentica, questa è la cosa importante. Nessuno dimentica, sebbene lui sia tornato poche volte ad Aiello, più spesso veniva in forma privata a trovare gli amici, però ha lasciato un segno talmente tangibile che veramente tutti lo ricordano con tanto affetto, questo sì. Allora, ricordiamo quanti giorni si può visitare la mostra, ma ci sono anche iniziative. Allora, la mostra rimane aperta da oggi fino al 23, a sabato 23, quando ci saranno le finali del torneo. Però noi abbiamo martedì prossimo 19 in sala civica abbiamo un convegno sempre su Enzo Bearzot dove interverrà Bruno Pizzul che condurrà la serata. Ci sarà probabilmente Causio, c'è di sicuro Del Neri, c'è Enzo Ferrari, c'è Baldas, Fabio Baldas, c'è l'ex arbitro Fachin e c'è Giacomini. Questi sono quelli che ci hanno dato proprio conferma. Poi però stiamo trattando sorprese, sì. Mi auguro che la gente venga a seguire perché sarà veramente una serata molto particolare, molto interessante. Grazie, complimenti e buon lavoro. Grazie. Allora, chiacchierare di Enzo Bearzot e Olin Oris, è come si dice, chilometri di pellicole. Però se voglio dire, voi come voi, tornare a mantenere vivo il ricordo di chi stompa. Allora, la roba fondamentale è che lui ha avuto una bellissima carriera sia come giocatore professionista all'Inter, tal Turin, tal Catania. L'estate dopo che lo conosce in Duce, il grande allenatore nazionale dall'82, ma non dome da Biella mondiale dal 70 volte, di tanti altri partiti, ma lui o manco il fortunati dopo. Tutte le bielle, le buone. Ma credo che la roba fondamentale che vindi visassi di lui è il suo essi un on. Di fronte a un mondo, a un mondo al ballon, dal sport che si vinca in Italia, ma non in Italia, è sempre più basato sull'effimero o sul mediatico, su cui che la Paris, oppure sulle robis più eclatanti, vi dico tanti giocatori che si... Che è il magico moto al ballon, quello è il discorso. Allora, mangia questo equilibrio. Mangia questi iesi un on che rispetta che gli altri, che non si fa sviodi se no sul campo, perché il che fa, ma tutto il resto non deve interessare. E anche il fatto di aver creato una spirit di squadra che è difficile perché l'individualismo è quel che viene su l'emerge di più. Invece, è una famiglia là che lui era al pari, come che diceva che invece canzone dall'82, ma appunto una famiglia là che ognuno faceva se che aveva di fare e tutti si adenava in modo che vedi un risultato. Credo che questa roba qua sia veramente un solo asset, no? La collaborazione, gli aiutarsi gli uni con gli altri per un obiettivo. Sì che dunque, se che vi indivisassi più di lui, al di là da Vittoris, che sono Bielonis, o da tutti gli altri robi, sono i valori che in tutto caso, come on e come on di sport, lui l'ha sempre mantenuto.
volta è che si torna a fare calcio ad Aiello, ma la figura di Enzo Bearzot, questo non ci interessa. Che spirito, ecco, che spirito, che lancio fa in modo tale da far ripartire l'Evergreen, soprattutto il football, come diceva il grande Gianni Brera, da queste parti. Noi sicuramente abbiamo tanto entusiasmo, quest'anno, il prossimo anno vogliamo iniziare a fare anche aumentare il settore giovanile, a fare dai primi calci i pulcini e poi il nostro sogno è ritornare a fare la prima squadra, perché 2 anni fa abbiamo vinto il campionato, siamo arrivati dalla seconda, siamo stati promossi in prima, purtroppo però Sono quelli che sono. sono quelli che sono, soldi non ci sono, Ma giocatori. si può tornare a fare calcio sano, vero e naturale? La nostra idea è quella sicuramente, cominciare dai bambini, abbiamo un bellissimo gruppo, un gruppo di genitori che ci danno una mano anche adesso a fare questo torneo e noi vogliamo continuare sicuramente a darci da fare, insomma. Non sa che dire, Abbiamo bisogno di gente però che ci dia una mano. volontari a nastro. Volontari, purtroppo sì, sono pochi, siamo in pochi però i genitori sono molto importanti. Questa è una cosa importante. Sì, volevo ringraziare, come ho detto, tutti gli sponsor che ci hanno dato la possibilità di fare questa annata e l'amministrazione comunale, in particolare il sindaco in particolare che ci ha dato una grossa mano. Ecco. Complimenti e auguri. Grazie, arrivederci. E venga anche una memoria storica, perché oltre a essere stato il presidente dal DAEL, no? Ecco, potete essere anche motta zone dai tretars. Allora, una volta non si giocava senza la forma per battere i claus, non si... Io arrivo così, io sono di chi tempo lì. Un bel ricordo di Enzo che ho rifrutto e venga di me pare che era presidente, tutti questi robis. Comunque abbiamo fatto un bel ricordo e per me è una roba che viene dal cuore. Ecco, la roba importante è tornata, come si dice, la crodie e soprattutto la mentalità, dell'or buon come una volta. E sa di fare. Ma gli anni a passi in perduto c'è bisogno di che vengano i giovani. Ma bisogna tirare su bene, no? Grazie a lui e complimenti. Io ho 75. E allora è il tempo, insomma. Invece Vescul Saldini. Ma io ho parte un piccolo pensiero, in che a volte Sversut mi ha chiamato ad AEL a fare allenatore. Ho fatto allenatore per 10 anni ad AEL e tra le tante due ho avuto fortuna di Viodi a vincere le nazionali, allenato di Bearzot e dopo, al mese di agosto, come cresciuto con il vice 1, l'hanno invitato ad AEL e abbiamo fatto le partite con i fruschi che allenavano noi e l'ho conosciuto. Parte un aneddoto, Sversut gli fa di presente l'allenatore di AEL e lui mi fa ciao collega e io in che periodo facevo il marangon e dico hai fatto il marangon anche tu? E lui mi ha detto no si dice guai, noi è vero, che arrivai lì che sono pochi il giorno d'oggi è un po' più difficile. Devo dire che sono stato bravo a partire il ricordo il Caldiaiello che robe che ha e bravi a chi che hanno organizzato l'amministrazione tutte le associazioni. Potete anche la furlanità che continua. Sì. E spero che i valori di una volta ritornino un attimo che sarà assai difficile. Torna a fare ballone. E che la società arrivi a St. Times e dopo quando fa St. Times dei pins. Se l'allegria è un'invenzione, hanno il brevetto nazionale, però la cosa più importante è sempre il gioco del pallone.